rispetto all'esperienza precedente napoletana di cosa possano valere. Sicuramente è ben guidato ed è ben presentato. Le alternative sono in seconda fila, sono Luvius Kermer e Cruso dei Greppi. Penso che però Christopher Jett, andando a sfilare, possa essere duro da battere. Quarta corsa alla prova Gentleman di giornata, in 8-4 anni al via di buon livello, con l'1 Chris Del Ronco, 2 Ciliberti, 3 Comandante V, 4 Christopher Jett, 5 Cuor di Leone Font, 6 Canadian Wiesel, in seconda fila 7 Luvius Kermer, 8 Cruso dei Greppi. Macchina che accelera e li lascia, con veloce Christopher Jett che va a condurre su Comandante V che sbaglia. Chris Del Ronco rimane numero secondo 3, allo Comandante V squalificato. mentre di fuori progredisce subito Cuor di Leone Font, che prova a farsi avanti. Christopher Jett però fa buona guardia allo steccato, 14,6 per i primi 200 metri. E Christopher Jett netto leader nei confronti di Chris Del Ronco, Cuor di Leone Font di fuori, quindi allo steccato Luvius Kermer, mentre in seconda pariglia al largo si è sistemato Cruso dei Greppi, che precede Ciliberti alla retroguardia. Canadian Wise L. I 600 se ne vanno in 45,2 con Christopher Jett a guidare su Chris Del Ronco e Cuor di Leone Font di fuori. Cruso dei Greppi in seconda pariglia avanti a Ciliberti, chiuso allo steccato Luvius Kermer, 1 minuto e 3 decimi per il primo giro, con il battistrada che si mantiene in evidenza su Chris Del Ronco e Cuor di Leone Font, sempre perfettamente apparigliati. Muove dalla coda Canadian Wiesel al chilometro in 1,16,1. Christopher Jett in vantaggio, lo scatto da parte di Cruso dei Greppi, che va ad impegnare il leader, quale viene privato dei tappi estraibili per rispondere alla bordata del rivale. La retta di là in accelerazione in 14,7. Christopher Jett accelera per tenere a distanza Cruso dei Greppi, che si impegna con decisione al suo esterno. Quindi ancora Chris Del Ronco avanti a Luvius Kermer, la piegata conclusiva passata in 14,3 da Christopher Jett, che ha sempre una da gestire nei confronti del rivale Cruso dei Greppi, e si allontana nel finale. Viene a vincere in coast to coast perfetto Christopher Jett, con Samuele Querci netto al traguardo. Secondo è Cruso dei Greppi, terzo arriva forte ma quasi senza correre Luvius Kermer. Christopher Jett, Samuele Querci con un 28,6 ad arrivare, 1,14,2 il ragguaglio cronometrico, il training di Alessandro Gocciadoro, i colori di Leonardo Cecchi, il successo netto in bello stile per il figlio di Wishing Stone e Selvaggia Jett, che riapprezziamo nelle immagini allungarsi nel finale, chiusa svelta in 28,6, 1,14,2 il ragguaglio, Christopher Jett e Samuele Querci.